Antonello Bela jselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 115 mis-sensiela Botta u Risposta. Illum għana programm differenti minn dak tas-soltu, programm ftit iqsar milli nagħmlu s-soltu. Dan għaliex l-lum kellna ftit tassijati l-lum fatti l-opportunità li nintervistaw l-ex difensur ta' Inter, Roma u timijiet oħra fl-Ingilterra fostom Middlesbrough u Portsmouth Gianluca Festa illi bħalissa qiegħed jikkowċja lit-tim ta' Birkirkara. F'din l-intervista diskutajna ftit il-karriera tiegħu, is-sitwazzjoni fil-futbol Taljan, fil-futbol lokali. Insomma, għandna isu 20-25 minuta fejn nistedinkom tibqgħu magħna ħalli tisimgħu dak kollu li ntqal bejni u bejn Gianluca Festa ftit tal-sijatilu tista' titax l-intervista saret iktar kmieni wara nofsinhar ġewwa l-istabiliment Diavin ta' Birkirkara li minnu kon nixtuq nirringrazzjaw sew il-sidien ta' dan il-ħanut kif ukoll il-klab ta' Birkirkara illi oġbu jatina lil Gianluca Festa għal din l-intervista. Biss qabel ma nisimgħu din il-parlata żgħira li kellna dossier żgħir fuq il-karriera ta' Gianluca Festa preparat mit-tim tal-Kamra Sportiva u li ġie moqri minn Roberto De Brincat. Nistidinkom għal daqstant biex tisimaw il-biografija qasira li għamilna dwar dan il-personaġġ u mbagħad nidħlu għall-intervista li għamilna esklusivament tal-Kamra Sportiva ma' Gianluca Festa. Gianluca Festa, data ta' twelid 15 ta' Marzu 1969 ġewwa Monserrato fl-Italja, ir-rwol bħala plejer difensur. Il-karriera ta' Gianluca Festa bdiet bħala difensur ta' Cagliari, il-klabb li miegħu trawwem bħala futboler fl-istaġun 1986-87, meta Rossoblu kienu għadhom qed jilagħbu fis-Serje G. Fl-istaġun 1987-88 huwa ġie misluf lit-tim ta' Versulcis qabel ma reġa' ritorna ma' Cagliari, fejn kiseb promozzjoni tripla mis-Serje C għas-Serje A. Festa lagħab għal 3 snin bil-flokk aħmar u blu fis-Serje Taljana, sakemm fis-sajf tal-1993 huwa ġie mibjuħ lill-Inter. F'Settembru tal-istess sena, in-nerazzurri silfu lil Gianluca Festa lil Roma. Fis-sajf tal-1994 Festa rritorna mal-Inter fejn magħhom lagħab għal 3 staġuni. Fl-1997 Gianluca Festa ġie trasferit lil Middlesbrough fl-Ingilterra fejn qatta 5 staġuni. Fl-istaġun 2002-2003 huwa lagħab ma' Portsmouth qabel ma rritorna mal-Cagliari għall-istaġun 2003-2004 fejn mill-ġdid huwa għen li Rossoblu jitilgħu lura fis-Serje A wara nuqqas ta' 4 snin. Gianluca Festa temm il-karriera tiegħu fl-2009 wara l-lagħab ma' diversi timijiet minuri. Ma' Cagliari, Inter u Roma, Gianluca Festa lagħab 177 logħba fis-Serje A fejn skurja 4 gols, fil-waqt li mat-tim ta' Middlesbrough huwa lagħab 100 logħba u skurja 8 gols. Festa rebaħ it-tazzawefa mal-Inter fl-istaġun 1993-94 fil-waqt li kiseb il-promozzjoni mis-Serje B għas-Serje A ma' Cagliari darbtejn fl-1989 u fl-2003-2004. Huwa kiseb ukoll żewġ promozzjonijiet mill-First Division għall Premier League ma' Middlesbrough fl-istaġun 1997-98 u ma' Portsmouth fl-istaġun 2002-2003. Il-karriera ta' coach ta' Gianluca Festa bdiet fl-istaġun 2012-2013 ma' Lumezzane fil-Lega Pro Taljana. F'April tal-2015 huwa ġie mogħti tmum tal-ewwel tim sal-aħħar tal-istaġun. F'Novembru 2015 Gianluca Festa ġie mogħti l-kmand tat-tim ta' Como fis-Serje B, sakemm tneħħa mill-inkarigu f'Marzu tal-2016. L-ewwel esperjenza barra mill-Italja ta' Gianluca Festa kienet mat-tim tal-Larissa fil-Greċja fl-istaġun 2018-2019. Fl-istaġun 2021-22 huwa mexxa lit-tim tal-Apollon Smirnis għal ftit xhur. F'Settembru tal-2025 Gianluca Festa ġie fdat it-tmexxija tat-tim ta' Birkirkara, f'dik li l-ewwel esperjenza tiegħu fil-kampjonat Joħelt Malta Premier. Allora mister, buon pomeriggio, molto grazie per averci concesso questa intervista. Per prima cosa ci piacerebbe sapere come ha scelto di giocare come difensore e chi era la sua ispirazione quando era nei suoi primi passi. Allora, intanto è un piacere essere qua con voi, vi ringrazio.
Per me, io ho iniziato a giocare da attaccante quando ero molto piccolo. Addirittura. Sì, perché comunque avevo più forza degli altri ragazzi e quindi riuscivo a fare un sacco di gol. Però crescendo con gli anni mi avevano consigliato di giocare da difensore e questa è stata la mia fortuna perché ho fatto tutto il settore giovanile del Cagliari e poi ho fatto tutta la scalata dalla C fino alla Serie A col Cagliari. Tu eri anche protagonista del triplo salto tra la C1 e la Serie A dall'88 al 90. Per prima cosa, c'è qualche ricordo particolare della scalata? Sì, sicuramente è stata un'esperienza bellissima perché Cagliari è la mia città, è la squadra la mia squadra favorita, la mia squadra del cuore e poter giocare nel Cagliari riuscendo ad avere anche così tanto successo e quindi è stato un sogno realizzato per me, quindi una grandissima soddisfazione con Claudio Ranieri. Abbiamo fatto la scalata dalla C1 fino alla Serie A. E quanto era difficile di fare questa scalata? Era molto difficile anche perché il Cagliari in quegli anni lì aveva grandi difficoltà economiche, quindi siamo partiti per salvarci in Serie C e siamo riusciti a vincere il campionato. Ranieri è stato molto bravo a trovare la chiave giusta per creare un team competitivo di ragazzi che volevano migliorare e di giocatori di grande esperienza. Nel suo trascorso a Cagliari lei doveva marcare diversi giocatori bravi, pensare ai Maradona, ai Van Basten, ai Matteus, Roberto Baggio, Gulli. Chi era il più difficile da controllare? Hai fatto dei nomi di grandissimi campioni che in questo momento non ci sono, nel senso che giocatori di quel livello adesso non si trovano più. Chiaramente Maradona era solo guardarlo mentre si riscaldava, era una cosa incredibile, era veramente un grande onore per noi giocare con un campione del genere. Poi un altro giocatore veramente fenomenale era Van Basten, che era sicuramente uno dei giocatori più difficili da marcare. Quindi veramente ho avuto la fortuna di giocare contro grandi campioni. Poi nella sua squadra avevi un certo Francescoli e Fonseca, due stelle dell'Uruguay di quel periodo. Sì, due grandi campioni, due giocatori che ci hanno dato una grande mano, giocatori che avevano esperienza internazionale, quindi oltre a essere veramente due ottimi compagni di squadra. Nel 93 lei ha scelto l'Inter. Perché l'Inter, per prima cosa? Allora, in quel periodo mi volevano diverse squadre perché ero un giovane che stava facendo molto bene, avevo possibilità di andare alla Juve, alla Lazio. Ho scelto l'Inter perché il mio compagno di squadra e di camera nel periodo del Cagliari era Gianfranco Matteoli, che era un grande campione che veniva dall'Inter. Quindi lui mi parlava sempre dell'Inter, quindi c'è stata la possibilità di andare all'Inter e ho scelto l'Inter. Però quella sua prima stagione è un po' anomala perché hai giocato delle gare della Coppa UEFA, quindi lei può considerare come un vincitore della Coppa UEFA. Certo. Però sei andato in prestito alla Roma. Esatto, sono andato in prestito alla Roma perché mi ha voluto fortemente Mazzone, Carlo Mazzone, che lo avevo avuto al Cagliari e quindi lui mi chiamò e insomma andai a Roma, feci un'ottima stagione, ero molto contento, però poi siccome ero in prestito tornai all'Inter. Poi in quella stagione a Roma hai giocato con diverse stelle come Balbo, Giannini, ma però anche ha visto il primo Francesco Totti. Assolutamente sì, ho giocato con questi campioni, Totti era molto giovane, però si vedeva già che era un talento. Poi ho giocato anche con Aldair, giocavamo come difensori centrali io e lui e mi sono trovato molto bene perché è veramente un grande campione. Allora, torniamo al periodo dove giocava nell'Inter e adesso vorrei parlare dei due presidenti che aveva, Ernesto Pellegrini e Massimo Moratti. Ci piacerebbe sapere qualche esperienza di entrambi? Io sono andato all'Inter perché mi acquistò Pellegrini. Pellegrini era il presidente dello scudetto dei record dell'Inter, quindi un personaggio incredibile, una persona molto... un grande presidente veramente, che ci teneva molto all'Inter, che ha investito molto nell'Inter, che è riuscito a fare una grande squadra e
quindi per me essere ricevuto a casa sua il giorno che ho firmato il contratto è stato veramente un grande onore. E quindi infatti io quando andai poi alla Roma promisi a lui di tornare senza fare nessun tipo di resistenza, e infatti fu così, tornai all'Inter. E poi appunto assistetti al cambio di presidenza con Moratti, un altro personaggio incredibile del mondo del calcio che ha veramente dato tanto. Lui proseguiva nella strada del padre, quindi aveva questo grande sogno di riportare l'Inter a grandi livelli, e ci è riuscito. E sono stato da poco al compleanno del presidente, agli 80 anni, sono stato a casa sua e ho avuto occasione di incontrare tanti amici, e quindi per me è un grandissimo ricordo di questi due presidenti. Ci puoi dire qualcosa, qualche aneddoto di quel festino degli 80 anni? Ah sì, ho ritrovato tanti campioni, c'era anche Ronaldo il fenomeno, tanti ex compagni di squadra, è stato un piacere, siccome è stata una festa sorpresa, quindi il presidente quando ci ha visto si è emozionato, e quindi veramente è stata una bella giornata. Allora, da difensore, lei nel periodo nerazzurro ha giocato con delle leggende dell'Inter come Beppe Bergomi, Javier Zanetti, e hai pure giocato con una stella come Roberto Carlos. Sì. Quanto ha imparato giocando a fianco a queste stelle? Vabbè, sicuramente c'è sempre molto da imparare. Anche Zanetti era giovane, arrivava appena dall'Argentina, quindi diciamo che io gli sono stato molto vicino, perché comunque lo invitava a casa a mangiare, sia col padre, con la famiglia, e quando sono andato via ho lasciato la mia casa a lui, e ho sempre avuto un ottimo rapporto, ma si vedeva che lui era già un grande campione, mentre Bergomi era il nostro capitano, un giocatore con più esperienza, era sempre lì a dare consigli a noi giovani. E poi Roberto Carlos praticamente giocava nella mia stessa linea di difesa, e giocare con dei campioni così è stato per me un grande onore, ho un ottimo ricordo di tutti. Da tifoso dell'Inter vorrei anche dirle peccato per quella finale contro lo Schalke. Sì, sicuramente. Purtroppo il calcio porta anche delle delusioni, però si impara sempre anche dalle sconfitte. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabed.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
AirBet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. AirBet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Want it all, I won't leave a breadcrumb. Allora, mister, continuiamo questa intervista da Milano a Middlesbrough, dove è trascorso 5 anni, ha pure giocato una finale nel vecchio Wembley Stadium. L'atmosfera tra San Siro e il Wembley Stadium. Diciamo che sono due esperienze incredibili. Giocare a San Siro è per un calciatore italiano un sogno realizzato, però è anche chiaro che giocare a Wembley una finale contro il Chelsea FA Cup è sicuramente stata un'esperienza bellissima, perché lo stadio, che poteva contenere 80.000 persone, era diviso in rosso e blu, rosso il colore del Middlesbrough e blu i colori del Chelsea. Quindi è stata veramente una grandissima emozione, sono delle cose che non si potranno mai scordare. Parlando di San Siro, domenica c'è il derby tra Inter e Milan. Prima di tutto, come viveva il derby da giocatore? Beh, il derby è sempre una partita particolare, è chiaro che i tifosi ci tengono moltissimo, come anche noi calciatori, però poi alla fine ti abitua a questo tipo di partite. Quindi è chiaro che tutte le partite devi essere super concentrato, perché a quei livelli non ti puoi permettere la minima sbavatura che il tuo avversario ti fa gol. Quindi domenica ci sarà il derby, speriamo di gustarci una bella partita. Un pronostico? È difficile, io penso che sia un po' al 50-50, perché sono due buone squadre, il Milan di Allegri è sempre una squadra molto temibile e l'Inter sta attraversando un buon momento, e quindi io penso che sarà, però probabilmente un pareggio. Può darsi, anche perché entrambe le squadre in campionato sono molto vicine. In Inghilterra ha giocato con squadre che ai tempi erano di medio calibro, come il Middlesbrough, e anche se era in Serie B, ma il Portsmouth a quei tempi era una squadra forte. Abbiamo vinto il campionato. Esattamente. Avevamo come allenatore Eric Redknapp, poi avevamo grandi giocatori, Paul Merson, avevamo tanti campioni. Infatti abbiamo vinto quel campionato a 5 giornate prima della fine, e vincere il campionato in Championship è veramente difficile. Io nella mia carriera in Inghilterra ho giocato 4 anni in Premier League e 2 anni in Championship, e ho avuto la fortuna di vincere tutti e 2 i campionati in Championship. A quei tempi, oggi il Premier League è il campionato più bello, più ricco, più difficile del mondo. Si sentiva che aveva quel potenziale la Premier League? Assolutamente sì, perché comunque la passione dei tifosi è enorme, e questo attira molti investitori, e quindi essendo arrivati molti soldi in Inghilterra è chiaro che ti puoi permettere i migliori allenatori, ti puoi mettere i migliori giocatori, tenendo sempre la stessa mentalità, che è una mentalità guerriera, una mentalità inglese, e i tifosi sono super appassionati. Essere tifoso di una squadra è un modo di vivere, e si vive sempre come tifosi. Claudio Ranieri, Carlo Mazzone, Osvaldo Panioli, Brian Robson, Eric Redknapp, possiamo anche menzionare Roy Hodgson, Terry Venables, quanti allenatori, con chi aveva più feeling?
Diciamo che ha avuto buoni rapporti con tutti, tranne con Steve McLaren. Con lui non avevo un grande rapporto, però con gli altri ho sempre avuto un grande rapporto. Diciamo che forse gli allenatori che mi hanno segnato di più sono Claudio Ranieri e Carlo Mazzone. Infatti le stavo chiedendo il festa allenatore a chi si ispira. Forse più a Claudio Ranieri, che è anche un po' Mazzone, però Claudio Ranieri soprattutto nella preparazione dal punto di vista mentale sulla squadra e il tipo di rapporto empatico che instaura con la squadra, forse io sono più vicino a lui, chiaramente con le mie idee e con la mia personalità. Prima di parlare del festa allenatore, il calcio italiano sta passando un periodo deludente. Domenica hanno perso 4-1 con la Norvegia. Vorrei sapere la sua opinione su questa situazione, prima di tutto. Un momento piuttosto difficile perché l'Italia non sta producendo più talenti come prima. Forse la ricerca del risultato esasperato a livello del settore giovanile, questo comporta nelle scelte dei problemi, perché magari si vanno a scegliere dei giocatori che fisicamente sono già formati per vincere i campionati allievo, il campionato giovanissimo, tralasciando dei talenti che magari hanno un po' più difficoltà nello sviluppo fisico. Invece i giocatori, se noi andiamo a vedere i veri talenti, sono sempre stati quelli di statura medio-bassa che hanno grandissime qualità. Noi adesso questo tipo di giocatori li stiamo scartando. E poi non si lavora più sullo specifico per quanto riguarda la fase difensiva, imparare a marcare, adesso non sanno più marcare i difensori. E questo l'Italia, che ha avuto sempre una tradizione di difensori forti, adesso non ce l'ha più, e quindi stiamo avendo problemi da questo punto di vista. E anche in attacco, benché c'è il talento di Pio Esposito. Sì, infatti non stiamo producendo grandi campioni in questo momento. Prima andare in nazionale, prima dovevi giocare 3-4 anni da titolare in Serie A, adesso convocano anche quelli che magari non giocano alle proprie squadre, c'è proprio carenza di giocatori. Quindi secondo lei cos'è la soluzione? La soluzione è tornare a prima l'insegnamento di come si marca, di come alle basi, tornare alle basi, non pensare nei settori giovanili a esasperare le squadre con la tattica. Ok, la tattica viene dopo, è la cosa più facile da imparare, la cosa più difficile è la tecnica e come marcare, perché ci vuole più tempo. A Malta, che livello di calcio hai trovato? E diciamo che io ho visto un calcio che sta migliorando rispetto a prima, sta migliorando, però ancora secondo me a Malta c'è un po' una carenza di strutture dal punto di vista proprio della struttura dove la squadra si deve allenare. Cioè una squadra dovrebbe avere una sua identità, un suo centro sportivo, però purtroppo tutte le squadre hanno questo problema. Però se tu mi chiedi dove si può migliorare, sicuramente nelle strutture, e poi chiaramente perché le strutture attraggono anche i giocatori, perché un giocatore, se deve venire a Malta per magari rilanciarsi oppure fare un campionato, uno che ha giocato a certi livelli viene qua e trova una struttura un po' non accogliente, non è facile. E poi anche nell'organizzare i calendari delle partite, capisco che ci sono pochi stadi, però probabilmente un pochettino più di precisione ci deve essere. Adesso ho visto che stanno facendo dei miglioramenti per quanto riguarda la prova televisiva durante le partite qua, e questo è un bel investimento, è una cosa che fa onore alla federazione, che si sta mettendo in linea con le altre federazioni. La nazionale sta ottenendo ultimamente dei buoni risultati, bisogna continuare su questa strada, però bisognerebbe fare degli investimenti mirati. Sui giovani maltesi? Ho visto qualche buon giovane maltese, noi anche abbiamo nella nostra squadra qualche ragazzo molto interessante, è chiaro che devono avere possibilità di giocare. Quali sono gli obiettivi che lei ha posto per il Birkirkara per quest'anno, sia come squadra e sia come lei personale? Io sono arrivato qua con la squadra che era già fatta, le scelte non sono state le mie, però io quindi ho cercato di adattarmi a quel materiale che avevo, e pian piano stiamo cercando di creare qualcosa. Ha avuto qualche problema di infortunio, quindi non avendo una rosa molto ampia, qualche difficoltà l'abbiamo avuta,
l'obiettivo principale è far crescere questi giocatori. Abbiamo raggiunto i playoff anche in maniera un po' fortunata, però i 16 punti li abbiamo fatti, quindi è un merito di questa squadra, perché noi non siamo entrati per fortuna, perché se non avessimo fatto i 16 punti non saremmo entrati, però è chiaro che il risultato del Massaslok ci ha dato una mano. Adesso abbiamo 5 partite di playoff e cerchiamo di fare nel modo migliore possibile. Poi vediamo a gennaio se c'è la possibilità di rinforzarci. E noi chiaro che abbiamo bisogno dei nostri tifosi, un po' mi hanno detto che l'anno scorso i tifosi erano molto più presenti allo stadio, comprensibile perché questa squadra è arrivata in 2 finali, però io mi auguro che il nostro obiettivo è far tornare i tifosi allo stadio con le nostre prestazioni e il nostro impegno. Prima di tutto vorrei un messaggio da lei per i tifosi di Birkirkara e poi anche per chi sta seguendo questa intervista. Io vorrei solo dire ai tifosi che cercheremo di far di tutto per farli tornare allo stadio. E l'unico modo che possiamo fare è cercare di dare il massimo quando siamo in campo. E cercare di vincere le partite ovviamente, però loro dovranno capire che anche magari se non si vince la partita, però abbiamo dato tutto. E questa è la cosa più importante. Io questo lo pretendo dalla squadra. Grazie mister per questa intervista Grazie e a voi. buona fortuna per il Grazie. proseguo del campionato. Ciao. Grazzi lil Gianluca Festata dall'intervent tiegħu, grazzi mister per averci konċessu questa intervista, grazzi ukoll kif aċċennajna fil-bidu tal-programm lil Birkirkara FC u l-istabiliment The Oven fejn hemmhekk saret l-intervista u bħassoltu grazzi wkoll tmur il-sponsors kollha tagħna illi qegħdin taraw ukoll fil-filmat Beauty Wisdom, Mejjabet, Paper Avenue, El Catalan u The Barber Room, unħagġukom kol biex segwu u tużaw il-servizzi ta' daw il-sinjuri għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tkompli tifjorixxi. Dan il-programm ukoll minn hawn ftit ieħor se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu hemm tagħtu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna qegħdin nofrulkom minn żmien għal żmien. Infakkarkom li l-programm li jmissa jkun għada l-ħabta ta' 8 fejn jien u Wayne Mikallef se nkunu qegħdin niddiskutu il-Grand Prix ta' Las Vegas li se jkun fit-tmiem il-ġimgħa fil-programm Formula Predictor u mbagħad il-ħamis nirritorna il-programm id-bassir fejn Roberto De Brignato Karparnis se nkun qed intukom il-previżjonijiet tagħna fuq il-lobit tal-tmiem il-ġimgħa li ġej. Botta u risposta jirritorna bħas-soltu nhar it-tnejn li ġej fil-ħin normali tiegħu, jiġifieri fid-9 fejn sejrin niddiskutu logħba taħraq li ħar ikollna hawn Malta dik bejn Hamrun Spartans u Valletta u l-logħba tal-ġimgħa fis-serja Taljana dik bejn Inter u Milan għal daqstant nisidnunkom biex nhar it-tnejn ma titilfux dan il-programm għaliex se jkollna ċertament ħafna affarijiet niddiskutu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bella ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief, grazzi tal-lejla segwejtuna, il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb.